Una decisione chiara e irrevocabile che serve a dare un segnale al partito e all'esterno per costruire meglio i rapporti per le prossime regionali. Questo è il messaggio lanciato sabato scorso da Cristiano Sciaurli al direttivo del Partito Democratico, giorno in cui ha rassegnato le proprie dimissioni, e così da dimissionario qui si presenta insieme a noi Cristiano Sciaurli. Buonasera. Buonasera a voi e insomma, spero mi inviterete anche dopo. Beh, comunque lei è all'interno del Consiglio regionale. Io rimango ancora consigliere regionale. Esatto, non è che ha finito tutto e oggi si assolutamente. presenta qua da pensionato, assolutamente. Sì, ma al di là delle battute. Anche perché insomma è molto giovane. No, al di là delle battute è stato comunque un momento importante, credo anche doveroso rispetto ai risultati che abbiamo visto a livello nazionale e a livello regionale. Infatti volevo sapere questo, no? Come prima domanda oggi di questa puntata di Screenshot, se queste motivazioni risalgono alla notte dei tempi, nel senso che è una decisione che lei aveva già preso indipendentemente da come sarebbe andato l'esito del voto, oppure proprio rafforzato dalla sconfitta? Quando è nato? Devo dire la verità che è stato sicuramente rafforzato da una sconfitta che, ci tengo a precisarlo, più nazionale che regionale, ed è anche l'orgoglio e la responsabilità sostanzialmente di riconoscere la sconfitta, perché abbiamo visto forze come il Movimento 5 Stelle che hanno dimezzato i voti e festeggiano. Abbiamo visto la Lega che è passata dal 30 al 10% anche in questa regione e festeggia. Io credo che un partito come il Partito Democratico non possa essere contento di mantenere il suo 18-18,4%, avesse l'ambizione di essere parte di un'Italia progressista e riformista e di andare al governo. Questo non è accaduto, io credo che si debbano trarre le opportune conclusioni. Lei dice rafforzato perché già prima lei stava pensando. Insomma, sì, ovviamente noi, io l'ho detto a mo' di battuta nell'assemblea, nella direzione di sabato, purtroppo 30 non fa 31, no? Nel senso qui abbiamo perso sul filo di lana delle battaglie importantissime, penso a Trieste, penso a Gorizia, Trieste per 1 punto, Gorizia per 2. Cioè, quindi siamo andati molto vicini, abbiamo dimostrato di mettere in campo candidature autorevoli e credibili, però le abbiamo perse. Abbiamo perso Lignano e Cervignano per una decina di voti, una ventina di voti, però una serie di sconfitte secondo me rendono anche il segretario, che sarei io, più debole rispetto alle sfide che si aspettano nel futuro. Quindi con senso di responsabilità e per dare una mano alla mia comunità politica, io credo che le dimissioni fossero un segnale necessario. Lei stesso ha detto un segnale necessario anche per probabilmente cominciare a strutturare una nuova alleanza per il Friuli Venezia Giulia, perché dopo quello che è accaduto a livello nazionale tutti i tavoli antecedenti sono stati spazzati via, sono cambiati, e quindi io penso che io mi porto dietro una serie di esperienze, una serie di rapporti interpersonali e politici, anche una serie di critiche delle altre forze politiche. Io penso che una persona nuova possa dare una mano e anche magari costruire con più freschezza e capacità un fronte che si contrapponga alla Lega e a Federica. Non è a caso che il titolo di oggi è PD e la ricerca di volti nuovi, perché al PD insomma, serve un po' di freschezza probabilmente di questi tempi. Io leggo alcuni passaggi del suo discorso, dice avrò fatto 1000 errori. Ma che errori ha fatto? Beh, alcuni dovuti anche ai momenti che abbiamo passati, cioè, lo vive chi ha affrontato dal governo o dal Parlamento o da consigliere regionale una pandemia, una guerra, quindi le difficoltà di un mondo che è cambiato repentinamente in pochi anni. Ma detto questo, ho fatto anche degli errori perché avendo fatto una scelta unitaria e avendo fatto io il segretario unitario, una delle più grandi fatiche che ho fatto è quella di dover mediare continuamente fra persone molto autorevoli, fra linee molto diverse. Io credo che mediando sempre si perda un po' di autorevolezza e forza. È che siete tanto democratici alla fine, perché avete 1000 correnti, quindi vi tocca mediare. La battuta che... Mi scusi, mi permetta questa battuta, che essendo Partito Democratico avete 1000 correnti, come nella Prima Repubblica magari, per quando c'era l'ADC. Infatti no, la battuta che lei mi stimola sarebbe che siamo anche troppo democratici, però adesso quella è una battuta e non è vero. Io penso che dovremmo anche essere orgogliosi di essere forse l'ultimo grande partito italiano, che ha degli organismi dirigenti, che elegge i suoi quadri dirigenti, che fa un minimo di selezione e di formazione della classe dirigente. Quindi
ci sono i pro e i contro di un percorso come questo. Io credo che dovremmo esserne comunque orgogliosi e tutelarlo. Poi è chiaro che se tu devi mediare continuamente, come si diceva prima, mediare continuamente forse ti fa perdere un po' di forza e di quella capacità di dare dei messaggi chiari e forti anche ai cittadini, perché questo dovrebbe essere il compito principale di un partito. Sempre leggo da quello che lei ovviamente ha detto, ha comunicato nel corso del direttivo, non ho mai fatto il segretario per rendite di posizioni personali, eppure lei figurava secondo nella lista. E qualcuno potrebbe dire, anzi, qualcuno lo ha detto, nome e cognome, ma comunque sappiamo che Jacopo dice che ha agito in maniera poco trasparente. No, allora, io sono finito secondo nella lista dopo che fino a un quarto d'ora prima di una direzione nazionale che è stata rinviata più giorni e rinviata più volte lo stesso giorno, fino a un quarto d'ora prima il secondo in lista era, adesso posso dirlo, era Virginio Merola, ex sindaco di Bologna, messo dopo, qui a Udine, messo dopo la Serracchiani, e dall'altra parte era capolista Francesco Russo. E come mai Merola, scusi? Perché questo serviva in qualche maniera a dare una possibilità anche a Tatiana Roiz, a questo punto terza alla Camera, se Virginio Merola fosse stato eletto in Emilia-Romagna, di comunque rientrare in Parlamento. Poi Enrico Letta ha dovuto fare una scelta molto difficile. Noi, lo diceva lei prima, siamo un partito molto democratico, quindi anche la composizione delle liste l'abbiamo fatta alla luce del sole. Enrico Letta ha deciso di non fare pluricandidature elettive neanche per i big, e ha deciso a quel punto di mettere la Tatiana Roiz capolista al Senato, e a quel punto mi è stato chiesto di fare il secondo. Lei dov'era? In Io lista ero lì, prima? Prima non c'ero, c'era Virginio Merola e quindi io non c'ero, ma ovviamente quel posto lì comunque rappresentava anche un'area di sinistra che all'interno del Partito Democratico c'è e che io, al di là di essere segretario unitario, ho sempre rappresentato e per cui credo che sono sempre stato un riferimento. Qualcuno dice che vi siete troppo spostati a sinistra, in questo, di aver guardato più che a Macron, magari a quel modello lì, ad altri tipi di modelli. Ma mi verrebbe da dire il contrario, cioè nel senso, il problema non è dichiararsi moderati o di sinistra, no? Io anche nelle polemiche a cui ho assistito nella composizione delle liste, sentivo il partito deve essere più moderato, meno di sinistra. Penso che la gente abbia bisogno di posizioni chiare e radicali, cioè di proposte che vengano subito capite e che soprattutto diano una prospettiva di speranza ai cittadini. Noi è esatto il contrario, noi per troppo tempo siamo passati per il partito del governo, cioè buoni amministratori in giacca e cravatta che vengono chiamati quando c'è bisogno di sistemare le cose. Persone serie, ma non molto né affascinanti né capaci di stimolare grandi passioni. Penso invece che abbiamo bisogno di proposte più radicali e chiare. E non ci aiuta molto a definirle più di sinistra o più moderate. Proposte radicali e chiare, alternative a quelle della destra, alternative a quelle della Meloni. Io ho provato a dirlo in campagna elettorale, una campagna elettorale che con una legge elettorale in cui era difficilissimo parlare ai cittadini. La proposta del salario minimo per i nostri giovani credo che sia una proposta radicale, chiara, se volete di sinistra, ma sacrosanta come in tutti i paesi europei. Vince di più chi parla alla pancia della gente in questo momento, secondo lei? E vi è mancato questo contatto magari all'interno di fabbriche, operai? Vi è mancato questo... una persona che tirasse appunto in questo momento? Io credo, ecco, ha messo in campo le due riflessioni, secondo me. C'è una riflessione che è quasi prepolitica, cioè i cittadini ormai tendono ad identificare in una persona il cambiamento, la novità. Proviamo solo a pensare negli ultimi 7 anni. Abbiamo avuto Renzi al 40%, Grillo al 35%, Salvini al 30%, adesso la Meloni al 27% e qui oltre il 30%. Ne arriveranno anche altri, non per portare sfortuna che adesso, però succederà così. Cioè si è scelto un leader e si è scelto un cambiamento rispetto a quanto avveniva. Questo mette molto in discussione il sistema dei partiti. Mette molto in discussione anche la politica come la intendo io, come la intendo un partito strutturato come il Partito Democratico. E questo è un problema, io credo, di tutti però, è un problema della destra e della sinistra. Poi c'è un problema che riguarda il Partito Democratico, che deve tornare ad essere molto più aperto e molto più capace di ascoltare fuori da se stesso. Cioè noi, lo dico anche a me stesso come critica, ci siamo innamorati dell'amministrazione. È inutile stare in consiglio regionale ore, i cittadini non percepiscono quello che fai, devi fare il tuo lavoro, devi farlo bene,
ma dobbiamo tornare ad essere molto più capaci di ascoltare le persone, percepire le loro difficoltà e mettere in campo le risposte che si aspettano. Sarebbe da dire vi siete imborghesiti, se usiamo Sì, in questo sì, modo, non è un termine, non ma... è assolutamente un termine sbagliato, può non piacermi, però è vero che anche dai dati questo si vede, no? Noi siamo molto forti, anche questa volta, nelle città. A Trieste prendiamo il 23%, a Udine prendiamo il 22%. Sì, dove magari resiste il ceto medio, magari. Sì, dove c'è anche un dibattito magari più vivace, una capacità di confronto culturale, un po' più ampia, esatto. Io faccio sempre questo esempio, 22% Udine, 12% Bertiolo. Ma non perché ce l'abbia con Bertiolo, certo. Perché appena usciamo dalla città, la nostra capacità di interloquire con i cittadini e con le loro problematiche e con le loro dinamiche diventa molto molto più debole. Lei ha detto che bisogna parlare con forze nuove, cioè bisogna dotarsi di forze nuove e parlare con tutti. A questo punto bisogna tornare a riparlare con il Movimento 5 Stelle che lei stesso aveva chiuso le porte a un certo punto. Sì, e ne sono ancora orgoglioso di aver chiuso le porte del Movimento 5 Stelle, perché dopo quello che è accaduto con il governo Draghi e con la scelta del Movimento 5 Stelle, io penso che un'alleanza con loro fosse assolutamente impraticabile. Io penso però che non dovremmo partire anche in questa regione dalle alleanze, no? Tu con chi stai? Col Movimento 5 Stelle o con Azione? Così finiremo nel tritacarne come è avvenuto a livello nazionale. Io credo che dovremmo lanciare un progetto per il Friuli Venezia Giulia, innovativo, nuovo, anche fuori dagli schemi della politica nazionale e chiamare tutte le forze che ci stanno a quel progetto. In maniera un po' più autonoma. In maniera molto, molto più autonoma e userei un termine forte, anche fregandosene delle dinamiche nazionali in questo momento. Perché vi hanno un po' rovinato. Mi sembra di ascoltare qualche altro esponente del partito che qui si è presentato proprio nella trasmissione, lo dico, e dopo ne parleremo anche, Vincenzo Martinez, il quale dice sul candidato di Udine dobbiamo calare il nostro tipo di candidato di Udine, dopo parleremo di questo. Quindi anche lui chiedeva autonomia. Sì, il tema... Udine, poi magari ne parleremo, sì, dopo ne parliamo. Ha dinamiche ancora, le amministrative locali hanno dinamiche ancora diverse. Però se noi qui comunque affrontiamo la sfida delle regionali che ci sono ormai fra 6 mesi, le affrontiamo con le dinamiche nazionali, dicendo ma Calenda cosa dice rispetto all'accordo con Azione, ma il PD cosa fa, cosa fanno le forze, io credo che non usciremmo e rischieremo di replicare quello che è accaduto a Roma e quello che è accaduto nelle ultime elezioni. Lanciare una sfida, un'idea di un Friuli Venezia Giulia diverso rispetto a quello che propone Fedriga e propone la Lega, e Fratelli d'Italia ovviamente in questo momento, credo che sia l'unico modo per aggregare e far arrivare anche persone nuove, fuori dalle dinamiche di partito, mi verrebbe da dire. Un po' più autonomisti, ma questa parola dopo le chiederò, insomma, il perché. Pubblicità. Ripartiamo con Screenshot, questa seconda parte. Abbiamo con noi Cristiano Sciaurli, che si è dimesso sabato dal segretario regionale del Partito Democratico, ma comunque resta consigliere regionale in rappresentanza del PD, con il quale abbiamo cercato un po' di parlare da debacle del Partito Democratico alle elezioni nazionali. Abbiamo cercato anche le motivazioni di queste sue dimissioni. Ha detto Sciaurli, faccio interprete di quello che ha detto, in caso mi smentisca pure, che voi siete rimasto l'ultimo dei partiti, diciamo, strutturati, e di questi tempi spesso vince però il protagonista, il personaggio. E adesso a questo punto, negli ultimi 10 minuti che si separano alla fine della trasmissione, le farò alcuni nomi di alcune persone, perché da lì si innesta poi una serie di discorsi. Il primo riguarda la questione di Udine e sono Venanzi o De Toni. Andiamo subito a bruciapelo. Io credo, no, ma non risponderò a bruciapelo ovviamente su una domanda vabbè, ma il mio compito, anche se ovviamente non essendo più segretario sono più autonomo. Sì. Però come ho detto in assemblea, adesso al di là delle battute, non sono uno che se ne va sbattendo la porta o levandosi i sassolini o facendo sceneggiate. Ho fatto politica, la politica mi ha dato molto, quindi continuerò a dare una mano al Partito Democratico convintamente. Quindi non le rispondo per non mettere sicuramente in difficoltà anche il percorso che si sta facendo di allora costruzione. le faccio subito un'altra domanda. Giusto fare le primarie allora a questo punto? Oppure decidere cosa in base alla... Io le primarie, come si deve decidere? Ecco, e qui mi prendo un po' di libertà. Allora, le primarie secondo me si fanno se la politica non trova soluzioni. La politica però prima deve cercarle le soluzioni.
Io ho questa idea che le primarie vanno fatte a prescindere o si fanno sempre, credo che sia un errore di concetto proprio che abbiamo fatto. La politica ha il compito di trovare un'alleanza il più ampia possibile e il candidato migliore. Se non si dovesse trovare o non fosse possibile, si fanno le primarie. Ma io partirei prima dal primo obiettivo: ampliare la coalizione il più possibile e mettere in campo un candidato che la rappresenti al meglio. E considerando anche il fatto che al di là dei nomi, Venanzi e De Toni, noi abbiamo bisogno di un candidato che ridia forza, visibilità e protagonismo a Udine. Anche perché con un campo largo, mi permetto di interromperla, sareste anche in vantaggio. Se ci fosse Azione, Renzi, fino alla sinistra, 52%, se non ho fatto male il conto. Sì, i dati delle ultime politiche ci dicono che con un ipotetico centro-sinistra unito noi a Udine saremo già oggi in vantaggio rispetto al centrodestra. Questo è il lavoro fatto in passato, dove abbiamo amministrato per molti anni, e anche ovviamente, secondo me, la percezione dei cittadini di un Udine che ha perso davvero ruolo e protagonismo. Quindi da lì partirei. Partirei anche, l'ho detto a tutti, ai nomi che lei fa e anche al mio partito, partirei anche da un'altra dinamica. Udine non è solo la città di Udine. Udine, una volta si diceva, è la capitale del Friuli. E io credo che quello sia il vero ruolo che ha perso in questi anni, la capacità di rappresentare un territorio più ampio, di interessarsi di quello che accade a Codroipo piuttosto che a Cividale. Non è detto che il candidato di Udine deve essere di Udine, ecco. Ma non collegavo le due cose. No, ma penso non che deve invece... essere una discriminante, ecco. Cioè, No, quando Martinez diceva che devono avere autonomia e che deve essere un candidato che comunque rappresenti Udine, cioè, non deve essere solo l'interesse di Udine, deve essere qualcosa che vada all'infuori. Ma io veramente non partivo dal candidato, partivo dall'idea che Udine dovrebbe essere un polo di attrazione, qualcosa che tratteggia un po' il futuro di un territorio ben più vasto, non si ferma a Chiabrisi e a Godia, per capirci. Credo che Udine debba avere l'ambizione di rappresentare, se volete, anche un po' il riscatto di un Friuli che negli ultimi anni è stato un po' dimenticato. È inutile che adesso qui facciamo l'elenco del PNRR, delle scelte strategiche messe in campo anche in regione, eccetera, eccetera. Bonaccini o Schlein? Lei oggi proprio vuole andare sui nomi. Ma io vado sui personaggi in questo momento. Qui sono ancora più deciso, no? Ma al di là della battuta, capisco l'esigenza giornalistica. Non è un'esigenza, divertiamoci anche da quel punto di vista. No, ma qui sono molto più netto, nel senso che se questo congresso noi lo facciamo per fare un nuovo segretario e basta, credo che non ci sia un grande futuro per il Partito Democratico. Cioè, o il Partito Democratico con questo congresso fa un congresso costituente, che significa che rideclina un po' la sua identità, la sua carta dei valori, le proposte principali da mettere in campo, e a costo di aspettare 6 mesi poi arriva un segretario. Ma se trasformiamo in un mese, facciamo le primarie fra Schlein e Bonaccini, non cambia niente. E purtroppo, spero che non sia così, nel prossimo anno invece di avere il 18% avremo il 16%. Noi abbiamo bisogno di un congresso costituente che si apra moltissimo fuori, perché il Partito Democratico, se lei se lo ricorda, quello del Lingotto era nato così, con tante persone nuove che erano arrivate a portare un contributo. Da tanti anni non le vediamo. Ci siamo un po' chiusi in noi stessi. O quel congresso lì serve ad aprire e a fare una nuova fase costituente, il toto nomi credo non servirà a niente, neanche se troviamo la figura più carismatica del mondo. Cosa si sente di dire a Rosato quando dice... Se De Toni, no, se il centrodestra aprisse a De Toni, beh, noi ci siamo della partita. Ma mi trattengo, nel senso che mi verrebbe da dire a tante persone che sono uscite dal Partito Democratico che al di là tu puoi anche uscire da un partito e magari anche arrabbiato, ma in teoria i tuoi valori e i tuoi ideali non dovrebbero cambiare. Allora non può essere un giorno di centro-sinistra e un giorno di centrodestra. Io credo che ci sia un limite a tutto. Anche essere moderati per dire sto un po' qua, un po' là, credo che non sia né responsabile né credibile. Prova ne sia che, secondo me, i primi che hanno sorriso di quella proposta è proprio il centrodestra. Cioè è proprio il centrodestra che si è messo a ridere alla battuta di Rosato. Io credo che uno debba avere un minimo di coerenza nella vita. Noi come PD abbiamo già vissuto tante scissioni e tante persone che se ne sono andate per formare altri partiti e anche magari per prendere un punto percentuale in più. Sentirmi adesso dire che qualcuno
per lui è indifferente stare col centrodestra e il centrosinistra, adesso che non sono più segretario davvero non lo sopporto. Con Jacopo e Russo si sente? Sì, certo, no, assolutamente sì, questo assolutamente sì, siamo in gruppo A insieme. Jacopo le è venuto a spiegare quello che poi è uscito sui giornali? Sì, sì, ma ci siamo confrontati, abbiamo fatto un gruppo regionale, no, insomma c'è comunque un rapporto umano e poi io ho provato a spiegare entrambi, davvero, lo dico in maniera molto sincera qui, la persona che davvero può essere deluso è Francesco Russo, che fino a un'ora prima della composizione delle liste era capolista al Senato, poi si è fatta un'altra scelta per mantenere la tutela della minoranza slovena e la rappresentanza della minoranza slovena, però fino a un'ora prima lui era capolista al Senato e quindi posso capire assolutamente anche la difficoltà personale ad accettare un percorso come questo. Con Franco un rapporto di amicizia che dura da anni, quindi ci siamo spiegati tranquillamente, poi io capisco, le ambizioni delle persone sono sempre legittime e vanno sempre comprese. Quanto è rimasto male da non elezione? Per una manciata di voti no, alla fine? è stata una cosa molto strana, nel senso che durante la notte, vedendo i risultati, io non avevo alcuna speranza. E quindi sono andato a dormire dispiaciuto del risultato del Partito Democratico e senza pensare minimamente a un'eventuale elezione. La mattina si è visto che, cosa che molto poco hanno notato, il quoziente del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, il 18,4 che qui abbiamo preso, è uno dei quozienti più alti d'Italia, fuori dalle zone urbane. In Veneto il Partito Democratico non arriva mai al 18, in Lombardia e in Piemonte, fuori dalle città, non arriva mai al 18. Quindi avevamo un quoziente alto per una potenziale elezione, quindi è nato un po' di speranza di riuscire a fare un parlamentare in più, poi dispiace perché l'incollatura della 03 lascia un po' di amaro in bocca, ma questa è la politica, lo dicevo anche ai colleghi di Azione al telefono, quando si corre, c'è qualcuno che rimane fuori per 03 e c'è qualcuno che è contento per lo 03. Sarà anche fantapolitica, ma Morettuzzo, di cui se ne parla oggi, è un nome spendibile? Io credo che Morettuzzo abbia fatto bene il consigliere regionale, credo che sia una figura. Non dico che Morettuzzo è il nome a cui io penso, ma una figura che probabilmente guardi anche fuori dai partiti e che in qualche maniera rappresenti un po' quello che dicevo all'inizio. Un progetto per il Friuli Venezia Giulia capace anche di non guardare le dinamiche romane. Poi si chiami Morettuzzo, si chiami un'altra persona che può rappresentarlo, credo che sia prematuro e rischieremo di bruciarlo prima di cominciare se partiamo dal nome. Però penso che quello potrebbe essere l'identikit di un candidato che venga da un mondo magari fuori dai partiti, che incarni un progetto molto regionalista e molto legato alle esigenze del Friuli Venezia Giulia. Come considera l'operato fino adesso di Fedriga? L'ha sorpresa in alcune sue decisioni fino adesso? Si è ritrovato? No, Pensava meglio o peggio, non lo so. Allora, io credo che Fedriga sia uno dei presidenti più furbi che abbia avuto il Friuli Venezia Giulia da tanti anni a questa parte. Mi dica se furba è una furbo cosa in questo bella momento o non è negativo né positivo, è furbo, nel senso che è furbo politicamente, l'abbiamo visto in queste elezioni in cui non si è sperticato in aiuti alla Lega, capendo che la Lega stava in grande difficoltà. Furbo anche nella percezione e nella capacità di narrare quello che fa fuori dalla regione. Però poi io, da consigliere regionale e anche da cittadino, spero vado a vedere i risultati concreti. E di riforme e di scelte concrete non ne ho vista alcuna, perché la riforma sanitaria, al di là di modificare i confini delle aziende, niente ha cambiato né nella sanità territoriale né nei servizi al cittadino. La riforma degli enti locali ha detto liberi tutti, ma vediamo che difficoltà quotidianamente vivono i nostri comuni ad erogare i servizi, a dare risposte alle imprese. Sulla questione drammatica, se vogliamo, gigantesca dell'ambiente, interveniamo forse adesso a 6 mesi dalle elezioni, ma sull'ambiente non abbiamo fatto niente in 4 anni. Quindi se vado a vedere i risultati concreti parlano di una sonora bocciatura. Ovviamente tutto questo è stato venduto molto bene fuori, è stato venduto molto sorridente, molto empaticamente fuori, ma non vedo risultati veri. Sanità, ambiente, enti locali, non c'è un risultato che ai cittadini possa essere spiegato. Bene, io la ringrazio Shauli.
Sembrava quasi di essere all'interno di un confessionale nell'ultimo 10 minuti. No, insomma, dai, non esageriamo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie mille. Bene, noi ci rivediamo domani sempre con un'altra puntata di Screenshot di 19:45. Grazie a tutti per averci seguito, arrivederci.